Un'altra giornata storica, a comunicarlo, è il sindaco di Bivona, Milko Cinà. Per la nostra comunità, per la comunità di Bivona, Luca Sicula, Palazzo Adiano e tutto il territorio agrigentino. In un'atmosfera di festa sono stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice, l'importo del finanziamento che abbiamo ricevuto dalla Protezione Civile nel mese di maggio 2019, a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Bivona dopo l'alluvione del 2018, è stata di circa 3 milioni di euro. Una strada che ci consentirà di abbattere i tempi di percorrenza per arrivare all'ospedale di Sciacca più velocemente, che consentirà agli studenti e ai pendolari di raggiungere Bivona in sicurezza e permetterà ai paesi della montagna di raggiungere più velocemente la strada statale 115. Il ringraziamento del sindaco Cinà di Bivona va al presidente Musumeci, all'onorevole Giussi Savarino, all'ex dirigente generale della Protezione Civile Calogero Foti, al dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Bivona, geometra Marretta. Questo è un altro momento storico e importante che mi emoziona. Quando si apre un cantiere, lo dicevo quando abbiamo inaugurato i lavori alla Bivona Palazzo, si apre la speranza. E oggi c'è un altro cantiere importante, un cantiere che riguarda la viabilità che per noi ogni centimetro d'asfalto e ogni centimetro di strada rappresenta qualcosa di molto importante, perché ci consente di arrivare prima nell'ospedale più vicino. Questa strada ci consentirà di arrivare a Sciacca in maniera più veloce, ci consentirà di arrivare alla 115, di collegarci meglio con Lucca, Burgio, Villafranca, consentirà agli studenti pendolari che vengono a Bivona di arrivare in modo migliore. Per avere questo importante finanziamento di quasi 3 milioni di euro della Protezione Civile c'è stato un iter importante. Questa è una strada che purtroppo non è stata utilizzata tantissimo, perché è stata fatta e poi diciamo, in breve tempo non è stata più utilizzabile, transitabile ed è stata fatta a metà. Oggi con l'intervento di 3 milioni di euro della Protezione Civile riusciremo a intervenire sia sulle frane sia sui ponti e sia facendo il tappetino con l'asfalto. Oggi è anche il momento dei ringraziamenti. Assieme ai colleghi Salvatore Lazzo, Nicola Granà, abbiamo lavorato e abbiamo cercato di sollecitare la Regione per avere questo importante finanziamento, e devo dire abbiamo avuto le porte aperte da parte del Presidente Musumeci, da parte dell'onorevole Saverino, che come Presidente della quarta commissione si è attivata immediatamente nel convocare un'audizione con la Protezione Civile, facendo inserire questi fondi, che sono dei fondi nazionali, però le scelte poi su dove destinarle sono di carattere regionale, sono state inserite proprio per finanziare questa importante bratella. Quindi Giussi, ancora una volta ti rinnovo i ringraziamenti per l'attenzione che hai nei confronti di questo territorio, che ha la voglia, uscendo dalla pandemia, di cercare di trovare posti di lavoro per i più giovani, di cercare di trovare sviluppo in sinergia con i comuni vicini. Quindi un ringraziamento a te, al Presidente, al governo regionale. Io faccio un invito alla ditta che eseguirà i lavori e faccio gli auguri di buon lavoro. Noi saremo presenti nel cantiere, come lo siamo nella strada Bivona Palazzo Adriano, e quindi sono sicuro che i lavori verranno fatti per avere una strada che possa durare nel tempo. Un'altra importante notizia la voglio comunicare. Ho ricevuto il messaggio: la Giunta regionale oggi ha deliberato l'approvazione dell'APQ dei Sicani. Quindi significa che tra qualche mese la prossima inaugurazione dei lavori sarà la Bivona Borgo Bonsignore per un importo di 14 milioni di euro.
L'ultimo ringraziamento fatelo fare a quello che è il motore dell'ufficio tecnico di Bivona, il dirigente che è Giacomo Marretta, che ha veramente fatto un lavoro straordinario con i tanti finanziamenti che fortunatamente abbiamo, quindi un ringraziamento va anche a lui e alla direzione dei lavori.